Andrea, tu vieni da una famiglia di ippici e di appassionati, quindi questo ambiente l'hai sempre frequentato e ovviamente lo conosci molto bene, ma chi sono state le prime persone che ti hanno aiutato e anche da chi hai imparato questo mestiere principalmente? Diciamo che mio padre è stato un artiere storico di Luciano Bechicchi e Paolo Molari e lui spingeva sempre per farmi prendere la licenza e provare a guidare. Io diciamo che ho sempre un po' deviato da ragazzino perché questo qui è un mestiere di sacrifici, non hai sabato, non hai domenica, lavori sempre. Dopo il militare mio padre mi ha detto guarda adesso però mi fai contento, provi e poi dopo se io lo capisco subito, se non hai talento te lo dico, fai quello che ti pare dopo. Ho provato, ho iniziato a lavorare con mio zio Molari, Paolo Molari, e anche Molari mi diceva continua Andrea, c'hai stoffa. Mi sono dedicato un po' tardi, ma mi sono dedicato a questa passione e dopo ho lavorato anche con Gianni Marino, ma è stato un breve periodo perché poi dopo ho avuto subito, quando ho iniziato a correre da allievo, ero ancora allievo, che ho avuto subito una chiamata da un proprietario storico che era Atos Lombardini che mi ha voluto fare un contratto da lui e io mi sono subito staccato e sono andato a lavorare per lui. Dopo da lì è iniziata la mia carriera, lui mi ha dato una ventina di cavalli buonissimi da guidare, essere prima guida, mi aveva preso come un secondo figlio e da lì io dopo ho iniziato la mia carriera. Poi dopo sono stato 11 anni in Romagna, ho lavorato con lui per 11 anni, sono stato benissimo, lui era una persona fantastica e poi lui è venuto a mancare improvvisamente e io dopo poco ho avuto un bruttissimo incidente a Padova e poi da lì con la mia famiglia ho deciso che era giusto continuare la mia carriera solo da catch driver. Ecco, parliamo appunto di questo, come è iniziata e soprattutto anche un po' come sono andati questi anni, se vogliamo fare un bilancio anche di questi anni e dei tuoi obiettivi che hai nell'immediato. Ma sai, io fondamentalmente ho dedicato la mia vita a questo mestiere qua, perciò non mi posso lamentare anche perché gli obiettivi sono arrivati, cioè le vittorie con cavalli buoni ci sono state, speriamo ce ne siano ancora, sono contento. Ecco, parliamo di Audrey F, adesso una cavalla con la quale hai vinto molto e poi altri 2 cavalli che fra tutti vuoi ricordare in questa intervista. Ma sai, Audrey F la conosciamo perché fondamentalmente è una cavalla recente, l'anno scorso ha vinto tutto, perciò Audrey F si ricorda. È ancora in attività, adesso riprenderà, col Covid ha avuto una permanenza un po' lunga lei perché era già stata fermata e perciò adesso ci metterà un po' di più degli altri a venire in condizione, ma verrà sicuramente perché noi quando l'abbiamo messa via era ancora nuova, nel senso che l'abbiamo adoperata con criterio. Sai, un altro cavallo è stato, ce ne sono stati tanti, però io dico sempre che il cavallo, che è brutto dire questa cosa, ma il cavallo più importante per me è quello che vince nell'immediato. Cioè io non ho ricordi, per me se mi chiedi qual è il cavallo migliore adesso è Audrey F. Parliamo anche dell'importanza della famiglia, mi hai parlato molto di Valentina che ti sostiene, se vogliamo parlare anche proprio di chi ti sostiene nella tua attività. Ma diciamo che Valentina ormai è una vita che siamo insieme, è ed è stata molto importante per la mia carriera perché il nostro mestiere, come ti ho detto, è difficile, è difficilissimo, devi essere sempre concentrato e sai, quando torni a casa hai bisogno di una situazione, non dico cioè bene o male, normale, cioè sai, avere una persona al fianco che tu sabato, domenica non ci sei mai e lei quando tu arrivi a casa è sempre lì, ti aiuta molto, cioè ti aiuta a tenere un livello di tranquillità mentale che poi ti porta a fare le cose fatte bene.
Avete trasmesso la passione per i cavalli anche a vostro figlio? Ma mio figlio, sai, gli piacciono, lui fa il tifo per il babbo, però ripeto, diciamo che io sarei contento si fermasse a guardarli e fare il tifo per le corse, perché non mi piacerebbe che mio figlio sacrificasse la sua vita a questo sport qui. Tu come riesci a rimanere concentrato, anche a mantenere la lucidità anche in periodi di stress? Ma sai, io è 25 anni che guido, ormai questi sensi qua io li conosco come battere le ciglia degli occhi, cioè per me non è tanto, ormai io ho le mie situazioni, quando hai le tue situazioni sai come ti devi gestire. Per me è molto semplice adesso. La cosa più importante per me, per mantenere una buona concentrazione e non fare fatica, è essere abbastanza riposato. Visto che siamo a Cesena, ti chiedo tra tutti un ricordo o una vittoria particolarmente importante conquistata qui e anche un ricordo legato a Bologna, che è la tua pista di casa. Ma qua le vittorie sono state tante con i cavalli di Lombardini, sono stati degli anni bellissimi, noi ci siamo divertiti tantissimo qua. A Bologna ti dico la recente, l'ultima è stata l'Italia con Ayrton Treb, che a casa mia lì è stata una cosa molto bella, vincere quel Gran Premio lì. Qual è la corsa che proprio vuoi vincere, il tuo sogno nel cassetto? Beh, il sogno nel cassetto di un catch driver è vincere il derby. Quello lì è il sogno nel cassetto, perché sai, il derby è la corsa diciamo più importante d'Italia. Come ultima cosa lasciamo un messaggio. Tu cosa ti sentiresti di consigliare ai giovani che intraprendono questa strada? Ma io ti dico la verità, se un giovane vuol fare questo percorso, intanto non pensare a vincere subito in pista, ma fare esperienza, lavorare come far tanta gavetta, che la gavetta non ti serve nell'immediato, la gavetta ti serve quando diventi maturo in pista, perché se hai lavorato in scuderia con gente che capisce, hai visto cose giuste, dopo sai, con l'esperienza sai aiutare gli allenatori, perché a guidare i cavalli quelli bravi sono come li impostano, sono quelli che vedono a tutta velocità le zoppie. Un catch driver secondo me deve aiutare un allenatore, perché adesso gli allenatori lavorano sul fondo, non sulla velocità, perciò certe zoppie a tutta velocità le vedono solo i catch driver o i guidatori.